per i luoghi del FAI arrivano ulteriori appelli, non ultimo quello dell'attore Gaetano Aronica, ma cosa c'è da fare? Sì, Gaetano Aronica ci ha omaggiato ad un appello di un suo video in cui invita i cittadini a votare per Maddalusa come luogo del cuore FAI. Ci sono gli ultimi giorni, la raccolta dei voti per luogo del cuore FAI finisce il 15 dicembre. Stiamo dando tutto il possibile noi del comitato di Maddalusa per raccogliere questi voti e a Tanaronica ci sta aiutando. Io con questo video e con gli altri appelli, sia io che gli altri del comitato, che tante altre persone che hanno a cuore Maddalusa, il boschetto e la spiaggia, stiamo invitando tutti i nostri concittadini, conoscenti da tutte le parti del mondo veramente a iscriversi al FAI, a dare il voto per salvaguardare questo boschetto e per magari valorizzarlo, perché è una risorsa immensa sia dal punto di vista del verde in quanto boschetto, sia dal punto di vista complessivo naturalistico, visto che è una spiaggia meravigliosa e che si sta erodendo sempre e sempre di più. Se dovessi dare un nome alla porta del Mediterraneo, cioè a quel luogo diciamo di confine tra i due continenti che sempre più oggi è attuale proprio per le dinamiche internazionali nuove che si sono venute a creare, darei proprio il nome della Maddalusa. Cos'è la Maddalusa? È un polmone verde che arriva in declivio da una parte sino al mar Mediterraneo e dall'altra sino al fiume Akragas, e dal quale si dice che si possa anche vedere nelle giornate più limpide la costa nordafricana. Sicuramente si vede l'isola di Pantelleria e già non è poco, ma si può anche passeggiare lungo questa spiaggia meravigliosa guardando da una parte appunto le onde e i flutti e dall'altra questo meraviglioso boschetto che va sicuramente bonificato e rivalutato, perché purtroppo in questo periodo la Maddalusa vive un po' diciamo nell'incuria generale. Noi vogliamo valorizzarla, vogliamo che voi votiate affinché entri nei posti del cuore del FAI e si proceda a un'operazione di bonifica che permetta a questo luogo di esprimersi con tutte quelle potenzialità che renderebbero sicuramente la Maddalusa un parco meraviglioso per i bambini, per le famiglie, per chi vuole fare sport, per chi ama il mare, per chi ama la natura, per chi ama tutto ciò che circonda il nostro bellissimo paese, ma in questo caso la nostra bellissima isola, di qualcosa di veramente unico e meraviglioso. Grazie a tutti, vi invito dunque a votare la Maddalusa come luogo del cuore a nome del FAI.